Direi che la situazione è veramente drammatica, ne sono arrivati 180.000 lo scorso anno, ne sono previsti 200.000 quest'anno, come l'intera città di Padova. I sindaci non possono assolutamente permettersi, sia per problemi di finanza locale, ma anche perché non si può scaricare un problema così importante su quello che è l'ultimo ramo della catena di governo, che è il sindaco. Deve pensarci l'amministrazione centrale, deve pensarci Renzi, il governo Renzi, Alfano. Devono trattare con l'Europa e trovare una soluzione che sia definitiva, cioè questi clandestini, perché in realtà parliamo di clandestini, come è noto solo una piccola parte di questi sarà riconosciuto come rifugiato politico, sono clandestini e devono essere bloccati in partenza. Diventa inutile che il Comune di Padova faccia un investimento, abbiamo preso 8 nuovi agenti di polizia urbana, un investimento importante, milionario in telecamere. Stiamo per aprire un punto di polizia in stazione all'Arcella, lo apriremo anche alla Guizza e nei quartieri. Abbiamo servizi notturni che prima ci si sognava, con la questura e con la prefettura abbiamo concordato volanti notturne che sono raddoppiate rispetto allo scorso anno, però certo che se dopo abbiamo questa gente che non ha nulla da perdere, perché il problema è che arrivano delle persone che è vero che sono povere, è vero che hanno bisogno, però è anche vero che sono dei disgraziati che non hanno nulla da perdere. Io penso che i sindaci tutti assieme, insieme con il nostro governatore Zaia, che ha già dato l'indisponibilità, e così ha fatto anche il governatore Maroni della Lombardia, tutti i sindaci insieme devono avere la stessa risposta, non dobbiamo avere nessuna falla. La gestione poi sappiamo che è in capo alla prefettura, che può anche da sola gestire questo afflusso attraverso dei bandi e sentendo quelle che sono poi le cooperative e i centri di accoglienza che ci sono in giro per il nostro territorio. Però, ripeto, alla fine la prefettura fa questo, ma non c'è il controllo di queste persone che poi scorazzano in giro per la città. Quindi il tema è un tema delicato. Io penso che sia anche assurdo in un momento così di crisi economica che questi ragazzotti vengano ricompensati con questi 30-35 euro al giorno, tutti i soldi che poi vanno a carico della finanza pubblica e soprattutto pagano i cittadini. Sappiamo che una parte di queste risorse, che sono molto scarse, arrivano anche all'Europa. In realtà il tema europeo è un tema importante perché l'Italia ha una posizione geografica estremamente delicata, che è un ponte naturale verso l'Europa. Molti paesi dell'Europa, soprattutto quelli che non sono d'accordo per gli aiuti all'Italia, sono del nord Europa e quindi in posizioni geografiche dove assolutamente non arrivano né le navi né i clandestini. L'Europa deve prendersi le proprie responsabilità.